Benvenuti su Televignole, il nostro spazio riservato alla poesia, o meglio al saor della poesia. Ancora leggo una poesia sugli oselletti. Guarda gli oselletti. Ieri vai sul terrazzino, tutti in fila sti poretti, i gavoia de becchin. Ma che fred che i patis, anche se è di primavera, quasi quasi se stormenis e finis nella sguazzera. Vegni chi, pori oselotti, che vedavo da mangiare, tiri via i petolotti, dai, le ora di disnar. Sempre sul belli. No, sono Marpoli. Te di che tenevi ti dopo, che tenevi lì a torta mangiare dopo che ti rifatti che avevi dal mas, e che è proprio lì da sola. No, è vero che sono sempre io sta televisione, ma se ti mettiamo in tante che fa le poesie, passa l'ispirazione. Va bene, dai, vedo cosa posso fare. Ma sì, acqua, sì, bottiglie grandi, di rocchetta, sì, la roba per la lavastoviglie. Sì, ciao. Può lavorare così. Gli oselletti. Dai, non stai a avere paura che non vi faccio proprio niente. Mi non sono di scorzatura. Se vi vedo sono anche contento. Oselotti, mezzi rotti, desti di che par novembre. Lascia stare i parolotti, chi da me e ne per sempre. Vegli in avanti senza timore, ecco lì sotto il bidone, vos ha messo in bella or e le scorze del limone. Dai che ormai sei lì vicini, manca poca a mezzì, becche su quei pastizzini, che zamai vedrei il nof di. No, Franca, no, sul pubel no, dai, la spesa ma da mangiare. Ascolta, mi sa che tiro fuori quelle bistecche de manz dell'altro dì che le spuzzeva ormai. Sì, le rodolo su, no? Le metto dentro un tot di specveccio di quel che avanza, la panzetta, una foglia di salvia. Oh, guarda che io se scampai è buoni, salta, mi fila sempre a me porra nonna, Maria. Guarda, mi ti preparo dopo. Sì, buono. Ciao. Non mi resta che dirvi alla prossima.